Che bello, Cosa? Desiree, è bello sapere che ieri mi hanno chiamato, sai quanti hanno visto il nostro programma? E ti hanno chiamato tutti? Tutti. Quanti ti hanno chiamato? 12.000 persone. A te ti hanno chiamato 12, ti è esploso il Sono telefono. stato più di un'ora al telefono per sentire 12.000 persone. Più di un'ora? Più di 12.000 ne sentiti in Sì, un'ora? perché telefonano, aspetta, bello. Così è stato. Cioè, si scrive, bello, capito? Solo bello, Sono diceva. bello. Poi mi parlavano di te, Che dicevano? che sei una mangerezza di quella incredibile. Allora, Che vuol dire mangiare? il riso. Il riso. Il riso, che è nato. Abbonda. Dove è nato il riso? Che ne so? Qua. In Cina, Qua. Qua è nato il riso. Allora, no, il riso tu lo sai, sì, è cinese. E invece la migliore qualità del riso ce l'abbiamo Cioè, qui. è l'arborio. No, il migliore per fare il risotto è il carnaroli, Il quello carnaroli. che abbiamo usato noi. Poi c'è il vialone nano, poi per fare la paella c'è il riso bomba. Bomba, capito? il movimento sensuale. Brava. Allora, oggi il riso l'abbiamo fatto in 100.000 modi. Tutti i modi. Oggi lo facciamo come antipasto. Dai. Semplice, grazioso, sensuale. Va Dai, bene? sono Ok. pronta. Riso Noi come abbiamo antipasto. fatto questo riso fatto al risotto bianco, questo è cucinato solo ed esclusivamente con brodo vegetale e basta. Ok. Perché lo andremo a condire, lo andremo a riempire. E poi l'hai fatto così asciugare, l'hai scolato e l'hai fatto Sì, asciugare. perché il risotto poi se lo lasci si asciuga, no? Tagliamo Ok. una bella fetta così. Di Mi serve provola. quella centrale di provola e ce la prepariamo per andare a riempire A tocchettini fai? degli involtini di riso. Faremo degli involtini di riso, dove immagini? Semplice. Vai, Prendiamo fammi la vedere. boule, prendiamo la boule, tieni un attimo. Attenta! Si spaventa. E nella boule ci mettiamo dell'acqua. Dell'acqua. A che ci serve l'acqua? A che ne poter so? maneggiare il riso. Maneggiare il riso, ok. Perché sennò si... Si smacula. Che dimenticanza. Che è successo? Che c'è? Stai Mi male? devi scusare, non ho dimenticato. Che hai dimenticato? Scusami. No, ragazzi, basta, me ne vado. Sono qua per Cioè. te. E ciao anche a te di vero cuore. Ma qual è il senso, vorrei capire? Ciao Qual a è te il senso? che mi prendi tutto piacentemente a tutte le donne Ma del che mondo. prendi piacentemente? Ciao Guarda, alla te la telecamera sposto. dell'artrosi Lo so cervicale. già, ti sposto Guarda. la bacinella guarda. qua, vai. Non lo so, ragazzi. Anica! Questa è la mia preferita che è Hai finito? No, La picciridda, aspetta. non si capisce perché è picciridda, Allora, poi è uguale alle altre. stendi i panni. E che devo... Passano anni, giochi, non hai più malanni, sei veramente lontano dai danni. A chi salutiamo? Ah, lo zio Lo zio Gianni, lo zio Gianni, che che è sempre bellino. Lo vedo un po' sofferente, Eh lo sì, zio perché Gianni, stanotte mi è venuto insonno. Non ho dormito bene, No, mi è venuto forse. insonno. E che ha detto? Mi ha detto, ma Desiree, Desiree, chi ci ha detto una tixata mucca? Che vuol Dice, dire? perché zio? Mucca? Chi si fece un botolone, no? Non lo fa, non è vero, non ho Chi fatto si nulla. conciò? Il botolone, Dice il perché... botulino si chiama, il botulino. No, e lui ha detto botolone E poi il perché... botulino non è, quella alle labbra è il filler. Ah, Quello, il filler. botulino è quello che stira. E se senza filler è a batteria? C'è il filler. Me ne posso andare per oggi, cui ragazzi. lo zio Gianni mi ha detto questo discorso qua, che secondo lui dice Non fate il botulone. no, perché dice non c'ha le zampe di gallina, c'ha le zampe del Tyrannosaurus Rex. vero, dai, Perché non è e io ho detto zio Gianni ha un'età e lui mi fa ma quanti anni ave? E io gli ho detto 56 anni. Ma che 56 anni? Ma sei Dai la pazzo? verità. Sono sui 30 io ancora, sono sulla fascia dei 30, Dì la ragazzi. verità, 56. Ma quale 56 che anni? Ma che allora, dici? Voi non ci credete, se io dirò qua c'è la cerniera, perché dire già Ma tutta è tirata e scemo, chiusura ma non è lampo. vero. La chiusura lampo. E tirare così c'è la chiusura lampo. Senti, mi dici cos'è che mi sono fatto secondo te? Il boto? E il botolone. Il boto? Che cos'è? Un botolone. Il botulino si Va chiama. bene. Vabbè, Va dai bene. ragazzi, torniamo L'ho a visto noi. la signora una volta, parlava così. È un po' tirata la signora, un po'. Va bene, andiamo a fare allora, questi involtini, riprendiamo la Riprendiamo discussione. l'argomento. Ci bagniamo le mani Ci così, bagniamo le vedi, mani così. e andiamo a prendere un po' di riso. No, che fai è tipo cosa? il modo come si lavorano Dei le bocconcini, arancine più o fai? meno. Ecco, gli involtini. Metto questo qui così. Ma che ne pensi? Ti aiuto? Certo, Guarda, certo. tolgo gli anelli. Facciamo Metto qua. così.
Lascio solo la fede. Facciamo guarda. questo involtino così e lo posiamo qua. Allora, mi devo bagnare le mani Bagnati prima. le mani, Mi se no ti bagno le mani. si È impiccica, bella capito? calda, guarda. Poi così. Mm. Guarda, io ti devo insegnare, è assai quello, guarda questo è il mio. Mettine di meno, ancora di meno, di meno, di meno. Sì, e non ne metto allora. No, no, guarda, devi fare questo lavoro con la punta delle dita, crea qua una specie di fontanella. Prendi la provola, la metti così, guarda. E lo chiudo. Chiudi la mano e da sé si chiude. Ah, faccio tipo una specie di supplì. Brava, brava. Una specie di supplì. Lo sai dove nascono i supplì? Dove? In ostetricia. C'è un po' idiota, ragazzi. E chi è che li fa nascere? Chi li fa nascere? Non lo so. Il suppliologo. Con la suppleslica. Prendilo tu, prendilo tu. Pensavo alla supplente, mi faceva nascere. Questo non mi questo riesce. È perché devi... No, No, perché ho sbattuto questo dito. la mi fa punta male, delle dita ragazzi. così, guarda. Ho Così. sbattuto il dito, questo qua. Vita mia piccirina. Ecco, va bene così. Ci Basta? Oh, spostiamo questo, E con quello arancione ci che laviamo fai? le mani e poi te lo faccio vedere. Ci laviamo le mani. Questi abbiamo detto che si chiamano. Supplì. Se te lo chiedo in dialetto dico, Desiree, che so? E tu che mi dici? Supplì. Suppli. Invece si chiamano pli. In dialetto questo è mia. Ragazzi, si è chiusa la mano qua. Allora, capito? Cioè, questi si chiamano pli in dialetto. Che se io ti chiedo, Desiree, che so? Supplì. Suppli, capito? Suppli. Sono pli. Adesso andiamo a guarnire i suppli. Silenzio. Cambiate canale, Li ve lo dobbiamo consiglio io. Cioè, mettete la concorrenza, non lo so, fate quello che volete. Abbiamo concorrenza? Effettivamente non no. abbiamo concorrenza. Effettivamente Per no. cui Mangiate la provola. credo proprio che mettete la concorrenza e chi è? Provola. No, non lo voglio. Provola. Non lo voglio provare. Prova, prova. Signori che ci state seguendo, scusate. Signori che ci state Ormai seguendo. provola. No, No, vi devo vabbè. chiedere scusa, a sì tanta, proprio come dire, non lo so, proprio questa donna mi fa la battuta provola. È il peggio che io ho detto, non la voglio provolare. Vabbè. E Allora, andiamo a guarnire i nostri Ragazzi, supplì. dai, riprendiamo la serietà. Qua, serietà. Che stiamo facendo? Prendiamo il Che bacon. stiamo facendo? Allora, abbiamo fatto un risotto fatto solo a base di brodo vegetale e basta, non c'è parmigiano, non c'è niente. E poi lo fate Perché- seccare lì così. Sì, gli dico, smettila, hai capito? Queste cose non si fanno. E lui fa così. E Si sì, secca, ed è e si perfetto. secca. E avete ottenuto questo risultato. Ora Poi- andiamo a prendere il bacon, Mhm. così, e andiamo a avvolgere in questo modo, guarda. Prima così, poi prendiamo un'altra fellettina, guarda. Poi Ah, lo così. fai tipo lo involtini. Lo involtino, lo involtino, Lo sì, involtini. lo involtino. E lo vado a metterino qua, guarda. Dove lo metti? In una teglia? No, Un piatto? Questo è sempre un piatto di quelli che si mette in forno. brava. Solo lui ce l'ha questi piatti. Scusa, mi fai vedere se c'è scritto di sotto, posso? Non c'è scritto, ragazzi. Non lo so. Boh, vabbè. Eccoci qua. Andiamo a involgere così, guarda. Prima in un verso e poi nell'altro. Brava, abbiamo dato così. Prendiamo un'altra felletta di questa, Mhm. così, Così. così. Partiamo da qui che è un poco più spezzato. Certo. E poi facciamo così, E poi guarda. facciamo così. E l'abbiamo chiusato. E lo andiamo a mettere qua. Questo lo mettiamo sotto così e lo mettiamo qua. Ne prendiamo Meraviglioso. un'altra. Mm. Ormai le finiamo tutte, 4, ne facciamo 4. Dai, ne faccio uno io, Dai, va bene, dai. dai, fai vedere.
Ma diciamo la verità, me l'ha insegnato lei come si fa. Allora, Diciamo la verità. prima in un verso, Brava. giusto? Sì. E poi nell'altro verso così. Questa non è buona. Questa. E c'è da abbassare però, E poi qua. E poi così. qua, sì. Brava così. Giusto? No, al contrario. Sì. A me si già così. brava, 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 brava. Chiudila, fai una cosa bravo. Perfetto, perfetto ragazzi, perfetto. Supplì meraviglioso. Non sono suppli, questi sono involtini di riso. Involtini di riso, bella E li questa. andiamo a mettere in E li forno. andiamo a mettere in forno. Questo primo piatto già sta andando. Senti, dimmi un po' a quanti gradi li metti in forno? Allora, questi vanno a 200 gradi, statico. Se ti vuoi spiegare prima, lo metti ventilato perché Sto ridi. pensando al piatto a 200 gradi. Vabbè, no niente. No, ora dico, Il piatto, dico, va. a quanto lo metti? No, il piatto dico uno scoppio, perché un piatto di quelli tu che metti in forno. Ti è scoppiato mai finora? A No. me sì. A te sì, lo A so. me sì. Esatto. Ricapitoliamo quello che abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo preso il riso, abbiamo fatto un risotto solo di... Acqua e brodo. Che Mi c'è? ripeti quello che hai detto, per favore? Hai detto facciamo il riso, lo bolliamo con acqua e brodo. Acqua, Il brodo vegetale. ma fatto come il brodo? Acqua e brodo vegetale. Il brodo vegetale si Con fa acqua, si fa con l'acqua. con l'acqua e si mette Chiedi dentro. scusa. Ma no, Chiedi scusa. ma perché devo chiedere scusa? Sto dicendo giusto, il brodo vegetale si fa con la cipolla, la carota, il sedano, quello che avete. Mettete lì l'acqua. dentro e l'acqua. Però tu che cosa hai detto? Che ci va brodo e acqua e invece Bene. solo un risotto fatto solo in brodo vegetale, appoggiare, senza che sono parmigiano, stanca. senza niente. Poi Lancia la lo lasciamo pubblicità. raffreddare, facciamo i nostri involtini di riso. Facilissimo, li ragazzi. facciamo con il bacon in forno. E ora consigli per i consigli. A tra poco. Allora, sai che sono rimasto tutto il tempo a guardare la pubblicità sul nostro Ma programma? veramente, come ti è sembrata? Bella, bella. A proposito- C'erano un sacco di pubblicità bellissime. Vedi questa scritta in sovraimpressione che Sì. c'è? Che impressione! Ti impressiona? No, è la scritta sovraimpressione. del nostro canale. Sicilia Play. Per andare a vedere le Perché puntate. può succedere questo. Desiree, sai, Totino e Desiree hanno fatto una puntata Ma non mi sul ricordo pane come si grattato. fa, Ma non mi dov'è? Dove la ricordo, posso dove trovare? la trovo, sai, era Sicilia Play. bellissima. Su Sicilia Play trovate Mettete tutto tutte le qua. mie ricette, ci sono tutte. Allora, Tutte le? le mie ricette, andiamo avanti. Che facciamo adesso? Ecco, dillo tu. Adesso facciamo la seconda ricetta. Vai. Dov'è Flavio? Se ne va quello, ragazzi, se ne va, Vai. sparisce. Dimmi che cosa dobbiamo fare. Io farei Mm. dei supplì con ripieno di funghi trifolati e mozzarella in carrozza. Ragazzi, applauso. No, No, completamente. Tu mi devi dire cosa dobbiamo fare ora. non c'è E il sono mio, ricette tue. il mio sous chef, dov'è? Che non mi Ah, che ricordo. va bene. Dov'è? Allora, stavolta facciamo, Allora. dato che abbiamo detto che è il riso come antipasto, Sì. facciamo dei quadrucci di riso al salto. Che c'è? Al salto. Salto? E che le per la sta. Eh. Che dici? Che dici? Prendiamo una padellina. Prendiamo una padellina. Di innanzitutto com'è che hai fatto il riso, Desiree. Il riso l'ho fatto con il brodo vegetale e lo zafferano, Sì. perché è arancione. Per cui hai fatto un risotto alla milanese. Alla milanese, se Se certo. però questo colore è arancione, veramente tu hai qualche problema. È giallo. Ecco, È lo ecco. zafferano questo, no? Mettiamo un goccio d'olio di oliva qui. Esatto, ve lo stavo per dire. Brava. Poi se non sbaglio Sì. dobbiamo tagliare a quadrucci questi questo qui qua, per fare tre questo riso quadrucci di a risotto. salto. Aspetta, no, questo coltello non è geniale. Mi dai uno sperucchino? Tieni. Uno. E andiamo a tagliare così, guarda. Tagliamo così, vedi il riso è rimasto in frigo, bene bene. Nel frattempo l'olio si sta scaldando. Bravo, così E prosegui. noi facciamo questi quadrucci Falli giusti, così. Falli la stessa misura. Falli la stessa misura. Tranquilla, Tutti la stessa misura. tutti la stessa misura. Ecco qui, Ecco. questa ci serve. L'olio Sì. ancora non mi pare sia Non caldo. parte. No, adesso cosa faremo? Faremo faremo? tipo
dei quadrucci di riso al salto. Il riso al salto, sai che cos'è? Certo, a salto. No, No. a salto era chi due carabai da salto con i mesi. A salto li Il saltiamo in riso al padella. salto, brava, ma è al salto in padella, è un risotto alla milanese che ci è rimasto ieri sera. Ieri sera a casa non hai fatto il risotto Gli è alla milanese. rimasto il risotto alla È rimasto il milanese. risotto alla milanese. E quindi noi lo saltiamo. E stiamo facendo questi tocchettini così, guarda. Così. Fritti praticamente. Praticamente il riso al salto, come si fa? Si fa così. Poi prendiamo questo. Hai visto? Ho E abbiamo visto. fatto questi, guarda, ci abbassiamo un attimo il fuoco, ma non finisce qua, No. perché noi che cosa facciamo? Facciamo un'altra cosa. Prendiamo questo piatto a barchetta, così, guarda, questo qui. Sì, Andiamo a mettere questi bei quadrucci di riso al salto che abbiamo fatto. dai. Questo è un antipasto che tu puoi Un offrire agli antipasto, amici. dici anche che vuoi con fare? un Ma prodotto- dammi un po' di riso al salto. Esatto, te lo dicono così. Questo qua, questo qua. Guarda, questo qua. Questo qua. Prima lo dobbiamo prendere, questo qua. E per l'estetica ne sacrifichiamo uno. Dai, va bene, me lo mangio dopo io. Perfetto, questo lo togliamo, spegniamo il fuoco Allora, e ti faccio vedere cosa facciamo di questi Che quadrucci. facciamo? Allora, mettiamo così. Prendiamo della buona mozzarella certo. e lo andiamo ad affettare, guarda. Siccome, diciamo, lo sai che in cucina non si butta niente, No, giusto? no. Però per una questione di estetica Che facciamo? prendiamo le due fette centrali e le mettiamo qui. Una, due, tre E 4. e siamo qua. Bellissimo. Questo lo Adesso spostiamo. Andiamo a prendere i funghetti i trifolati. funghi trifolati. Esatto. Li prendiamo. Che c'è? Vedi come sono previgente? Ti ho preso la pinza. Brava. Questi come li hai fatti? I funghi? Trifolati tralala. Col prezzemolo, la cosa. La cosa l'aglio. cos'è? L'aglio. Brava. La cosa è l'aglio. Allora, da oggi in poi abbiamo un nuovo piatto. Pasta con l'aglio e cosa? Anzi, con l'olio e cosa? Vabbè, per dire, no? Sì, sì, anche per fare certe volte. Allora. Bene, quindi un antipasto molto originale, bravo. Che Gli facciamo? darei Finito? una spolveratina di pepe, Anche io. appena appena. No, non è finito. Non è finito. Vado? Vai. Brava. Mamma brava, mia, che chic. Brava, basta così. Desiree, ho bisogno di un recap di questa ricetta. Siccome è tua, la fai tu, Allora, vai. riso al salto, niente che di meno. Però Abbiamo preso quello- il riso. Cucinato Lo abbiamo come? cucinato col brodo Alla milanese. alla milanese, quindi con lo zafferano Poi l'abbiamo il parmigiano. e parmigiano. E Poi, burro. poi è burro. Poi che abbiamo fatto? L'abbiamo steso su Lo un abbiamo piatto. steso su un piatto E e lo l'abbiamo abbiamo messo in frigorifero, fatto l'abbiamo messo in frigorifero. riposare in frigorifero. Però sei Però uscito subito perché successo c'era che freddo è e non uscito riusciva dal a frigorifero, riposare. c'era troppo E freddo, quindi non riusciva a poteva. Ma che mi stai riposare. facendo dire? Ragazzi, è spiritoso. Dopodiché Allora, si è lo freddato. stendiamo su questo letto qui. Sì, abbiamo Poi fatto che dei facciamo? quadrucci, Facciamo dei quadrucci. Dai. Ti suggerisco. Facciamo dei quadrucci. Prendiamo una padella, Prendiamo una padella, mettiamo un filo d'olio di oliva. li mettiamo con un filo d'olio d'oliva, O se no anche li burro, facciamo come abbrustolire, preferite. o se no anche burro come E facciamo preferite. il riso al salto. Mi sto sentendo male, ragazzi. E E tu li la facciamo ricetta abbrustolire, facciamo del quindi il riso al salto quando lo vedete bello cotto, Dopo che è gustato croccante, e buono, mettiamo croccante. della mozzarella. Dopodiché mettiamo la mozzarella, Dopodiché mettiamo dei funghi. i funghi trifolati col No, prezzemolo di e più, il coso, non sono trifolati, di più. quadrifolati. Brava. Non esiste. Continua. Cinquefolati. Sì, anche cinquefolati. Ragazzi, E lo andiamo a mettere in semplicissima. Il riso forno. al salto la potete fare. E lo fate andiamo a assaggiare mettere in forno. i funghi col coso. Allora, Li sto infornando. senti, ma quell'altra supplì,
Ora usciamo gli involtini. Prima togliamo un po' di roba. Gli involtini Così. di riso sono pronti. Gli Siamo involtini pronti. sono pronti. E ti faccio vedere che sciccheria che sono questi. Mamma mia, che Dammi, sciccheria, ragazzi. Qua passiamo veramente questi da... involtini. Come hai visto abbiamo fatto una ricetta senza cucinare il riso perché non c'era bisogno, così. Veloce. Usciamo la prima ricetta. Dico io, ma non Mamma sono... mia. Guarda che carino. Spettacolare. Guarda. Bellissimi. Molto. Molto belli, veramente. Allora, quindi, Dimmi, non sei commossa? sono commossa. Leviamo quel riso alla milanese, lo Questo togliamo. lo leviamo, faremo poi altri quadrucci. Ma di questo sai che puoi fare? Che possiamo Vi fare? do un consiglio. È rimasto questo riso, è rimasto l'altro riso. Oliate una teglia, ci mettete il pangrattato, mettete uno strato di riso, prosciutto, mozzarella, quello che ci volete, un altro strato di riso, prosciutto, mozzarella, olio, date una spolverata di pangrattato, forno. Hai fatto uno sformatino di riso con quello che ti è rimasto. Va bene. E ci puoi mettere le verdure che hai in frigo, ci puoi mettere quello che vuoi. Tutto. Allora, Ecco qua. Nel frattempo che lì si prepara, noi potremmo cominciare a... sistemiamo tutto, che dici? Sistemiamo in 2 Usciamo minuti. l'altro piatto e facciamo Vai, l'assaggio, vai, dai. Vai. E Allora, ci tocca pronti? di prendere cosa? I quadrotti. I quadrucci di riso. I al quadrucci di salto. riso al salto, i quadrotti di riso. Ora ti sembrerà scherzo, quando tu metti del pepe e lo passi in forno, senti l'odore. I nostri amici non lo sentono, ma senti l'odore del pepe. Fa odore di Perché pepe. va in cottura proprio il pepe, capito? E abbiamo preparato. Allora, io comincerei Guarda, una da- sciccheria. Aspetta che prendo Posso i dire una piatti. cosa? Hai creato delle ricette meravigliose con ingredienti semplici Hai visto? e di largo consumo, Brava, giusto? esatto. Questo no, mi serve un coltello, uno spelocchino, un coltello e una forchetta. Allora, uno Perfetto. spelocchino, Coltello e la forchetta. una va bene? forchetta E una per te, dai. e va bene, non c'è, vuoi un coltello, tieni. Ok. No, ce l'ho. Ce l'hai? E andiamo così, guarda. Lo tagliamo a metà prima. Vediamo cosa è successo. Mamma mia, guardate qua, che sciccheria. Ecco, e allora tu a questo punto assaggia Assaggio? a tuo gusto. Guarda, faccio vedere ai nostri amici a casa il ripieno, guarda. Ecco. Guardate. Eh? Guarda che faccio vedere, guarda. Guarda qua. Premi. Premo? Premi. Guarda. Aspetta che premo, guarda. Allora, Ci vai. sei? Premi. Guarda, guarda. Wow, dai. Cioè, veramente, guarda. Bravo. Il bacon non hai preso, cioè. Mm. Devi prendere il bacon perché un tutt'uno deve essere il sapore. Sai che è anche più buono se si intiepidisce un pochino. Guarda, ci metto questo pezzo di formaggio che si è Così, sciolto, lo metto qui peccato, sopra. giusto, vai. Lo arrotolo. Esatto. Poi? Com'è? Sono contento perché non sei contenta quando una ricetta ti viene così bene? Sei stata brava, Desiderio, lo sai? No. Molti magari non se lo aspettavano, però aspetta, non si può prendere, non si può È prendere. una soddisfazione, sì. Così. Allora, quadrotti di riso al salto con funghi trifolati. E mozzarella. E mozzarella. Tanto. Questa te la mangi tu per cui puoi usare la stessa posata. Ecco qua. Ecco qua. E anche elegantino, no? È molto elegantino. Eh? Bravo. Cioè, capito? Eh? Ma ora chi è che non vuole che io assaggio? Sempre la stessa Dimmi, domanda. mi hanno detto che è no. un'altra persona. Chi è? Sono due. Dimmi. Aspetta. Cioè, non ti immagini chi sono? Com'è? No! Pure lui! Te lo giuro. Questo non me l'aspettavo. Un guarda. disastro ha fatto. Va bene, mi dici com'è questo quadruccio così, questo antipastino? Spettacolare, guarda, veramente. Sì? Chic, buono, veloce, rapido. Seguite i nostri consigli. I nostri. Preparatelo. E seguite le ricette di Desiree, che più meglio non ce n'è. Che figura che farete. Ciao. Che figura. Ciao. Alla prossima. 300 grammi di riso arborio, 1 litro di brodo vegetale salato, 200 grammi di bacon, 100 grammi di scamorza o provola fresca. Cucinare il riso un giorno prima e lasciarlo cucinare 300 grammi di riso carnaroli,
1 litro di brodo vegetale salato, una busta di zafferano, burro e parmigiano, quanto basta per i quadrucci, olio evo per friggere, per la guarnizione 2 mozzarelle, funghi trifolati.